Si registrano le prime reazioni della politica sarda all'esito del referendum. È un risultato clamoroso che certifica in primo luogo la grandissima partecipazione degli italiani al voto e questo è senza dubbio un buon segno per la nostra democrazia. La partecipazione è sempre positiva e quanto ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau commentando il voto del referendum costituzionale. Il risultato è inequivocabile, c'è una prevalenza nettissima degli elettori che ha deciso che la Costituzione non si modifica, un dato del quale bisognerà prendere atto. In Sardegna, prosegue il Presidente dell'Assemblea sarda, ha influito molto la preoccupazione per una presunta limitazione dell'autonomia, anzi addirittura per una cancellazione della stessa, così come è stata ventilata, ipotesi che nei fatti non è mai esistita. Però credo che questo aspetto abbia influito molto nella valutazione. Il referendum, conclude il Presidente Ganau, è stato proposto dal Governo e votato dal Parlamento e credo che il risultato in Sardegna non comporti cambiamenti negli assetti attuali, se non in termini di rafforzamento della squadra di governo. Di parere opposto invece le opposizioni. Dal popolo sardo è giunto un segnale molto chiaro, è stata sconfitta una visione ipercentralista e antiautonomistica. Lo ha dichiarato Pietro Pittalis, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. Fino a venerdì, prosegue l'esponente di Forza Italia, questa impostazione scellerata ha visto nel presidente Pigliar il principale propagandista in Sardegna della politica renziana. Il messaggio è duplice, in primo luogo ad un governo che ne ha già preso atto, in secondo luogo ad una giunta regionale che ha tentato di svendere la nostra sovranità ed autonomia. Si deve ripartire da qui, continua Pittalis, dalla nostra specialità, per aprire uno scenario nuovo per la nostra terra, che metta al centro la questione sarda e che non sacrifichi all'interesse della fazione quello di un intero popolo. Alcune forze politiche del centro-sinistra sardo hanno dimostrato di non avere questo ampio respiro, è evidente che occorra costruire un'alternativa. Per quanto ci riguarda, conclude Pittalis, inizieremo da oggi a lavorare con quelle forze politiche identitarie che mettono al primo punto l'interesse della Sardegna.